Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste, proseguiamo con la rassegna stampa, questioni scolastiche, la media Stuparic al Molo Quarto, bus potenziati e corse gratis, gli assessori incontrano presidi e genitori, questionario per il trasporto alunni, al momento non c'è una sede alternativa ma l'apertura sui servizi alle famiglie. Il destino delle scuole medie Stuparic di Strada di Rozzol si deciderà la prossima settimana, dopo il doppio incontro di ieri con la preside e i rappresentanti dei genitori, l'amministrazione comunale si è presa alcuni giorni per considerare tutte le possibili soluzioni in merito al trasferimento temporaneo dei 200 alunni al Molo Quarto. Intanto, Scuola Italiana Barcola, il Comune trova l'area per le nuove elementari, come richiesto tra l'altro da alcuni comitati di cittadini, mentre fine lavori in via Manzoni per i nidi e la materna, i bimbi possono tornare nella loro location naturale. Qui c'è il servizio del nostro Bernardo Gulotta che ha intervistato nell'occasione gli assessori competenti Lodi e De Blasio appunto sul termine dei lavori della scuola di via Manzoni, dell'area del comprensorio scolastico di via Manzoni che ospita appunto i due nidi e la scuola materna. Tornano a casa i piccoli alunni della scuola materna La Scuola del Sole e lo faranno a settembre i piccolini degli asili Nido La Barchetta e Lo Scoiattolo, tutti facenti parte del complesso scolastico di via Manzoni. L'edificio ha visto terminati i lavori per il miglioramento sismico e adeguamento antincendio, che sono stati appaltati il 4 gennaio 2023 alla società friulana Costruzioni SRL e consegnati il 26 gennaio dello stesso anno con una durata contrattuale di 240 giorni naturali e consecutivi. A seguito di alcune situazioni impreviste e imprevedibili sono state autorizzate due perizie di variante che hanno aumentato l'importo e il tempo di cantiere che si è concluso il 19 marzo 2024. Siamo soddisfatti di queste lavorazioni, oltre 1,7 milioni di intervento che ha previsto quindi adeguamento antisismico e antincendio. L'importanza di fare lavori che mettano in sicurezza le nostre scuole ma soprattutto i nostri bimbi che ci sono e che le frequentano. Noi continuiamo con il nostro piano di interventi, un piano di interventi che va a prevedere la sicurezza di edifici con una programmazione più lunga negli anni, consapevoli che ogni spostamento e ogni intervento porta dei disagi alle famiglie, ma siamo convinti che sia per i bambini che la frequentano che per i bambini che frequenteranno queste scuole in futuro sia essenziale frequentarle in sicurezza. L'edificio che ospita l'asilo Nido occupa una superficie coperta di circa 556 metri quadrati. È stato il primo edificio eretto dalla Società dei Bagni Popolari e venne inaugurato il 22 agosto del 1898. Nel 1922 la società, avendo deciso il proprio scioglimento, ha devoluto il proprio patrimonio al Comune di Trieste. Nel 2005 è stato ristrutturato e destinato a nido d'infanzia. Io ringrazio sempre tutti coloro che operano negli uffici e anche nelle strutture. È un passaggio essenziale quello di mettere in sicurezza le strutture, di adeguarle alle norme perché i bambini e le bambine possano crescere in ambienti sicuri, le famiglie possono essere serene e anche tutti gli operatori possono agire in ambienti che gli consentono di lavorare come si deve. Di essere rientrati, come diciamo noi, a casa. Bene, riprendiamo dai salumi alla società di costruzione. L'area ex Principe passa a Edil Group. La holding compra lo stabilimento di via Ressel per farne il suo quartier generale. L'imprenditore Settimo, piano da 25 milioni. Niente più prosciutti e würstel se non come gustosi contorni dei festeggiamenti aziendali. Nemmeno un futuro sotto il segno della logistica, come la posizione vicino al canale navigabile aveva indotto a pensare. Lo stabilimento ex Principe di via Ressel, con un passato glorioso alle spalle, uno più recente tormentato, diventa il quartier generale di Edil Group, la holding cui fa capo anche Edil Impianti, in realtà che in pochi anni è diventata protagonista dello scenario imprenditoriale triestino. Approfondimento sul rione di Barcola e la doppia anima, mare e borgo rurale, realtà sospesa tra sviluppo balneare e identità storica, l'approfondimento di Zeno Saracino, che tra l'altro vediamo spesso proprio qui a Sveglia Trieste parlarci delle caratteristiche della nostra città, insediamenti agricoli, resti romani, torre turca, castelli di more borghesi, accanto a Terrapiena e Pineta, topolini e antichi bagni. Vediamo qui un bello scorcio dall'area della chiesa alla camminata a lungomare di Barcola sino all'area dell'ex
bagno Excelsior, ora dedicato ad appartamenti privati. La Torre Turca, eccola qua, la Villa delle Cipolle con alle spalle Montegrisa, come viene battezzata, e il castelletto accanto al porticciolo. Quel mistero della Villa delle Cipolle, frammento di Russia davanti alla costa. La costruzione fu voluta dal croato Anton Jakic, ex pope diventato giornalista, autore di fogli di propaganda panslava, esempio di palazzo in stile eclettico realizzato nel 1897, richiama nei suoi particolari le chiese dell'est europeo. La passione politica del proprietario è attiva a Pola e a Trieste con la pubblicazione di giornali militanti autofinanziati. Andiamo ancora avanti, le pietre d'inciampo dedicate a 18 ebrei morti ad Auschwitz per non dimenticare. Domani le cerimonie in vista della giornata della memoria davanti alle loro abitazioni con comunità ebraica, comune e liceo Petrarca. 18 nuove pietre d'inciampo che verranno posate domani in città. L'intenso programma inizia alle 9:30 in Corso Italia, alle 10:15 in via Cesare Beccaria 6 e poi avanti, insomma, con tutte le altre tappe appunto di questa giornata per non dimenticare in questa domenica di gennaio. Andiamo ancora alla cronaca per parlare della truffa che ha avuto come protagonista una signora di Opicino, una truffa da ben 10.000 euro su cui ora si indaga per capire se è possibile risalire ai responsabili. Eccola qua. La truffa del finto incidente ha colpito ancora e il bottino è eccellente. Ennesimo raggiro che ha fruttato 10.000 euro. La vittima è una donna di 60 anni residente a Opicina. Ora le forze dell'ordine sono alla caccia di 2 persone che si sono spacciate per carabinieri. La truffa è avvenuta ieri intorno alle 13. Uno dei malintenzionati ha telefonato alla donna comunicandole che sarebbero serviti molti soldi per liberare la figlia dopo un incidente. A quel punto il telefonista, avendo capito che la vittima stava cadendo nella trappola, le ha dato appuntamento fuori casa per riscuotere. In via Nazionale, in pieno giorno e in mezzo alla gente, con tante attività commerciali attive in quel momento. Sul luogo dell'incontro si è presentato il secondo truffatore, un sedicente carabiniere, che si è fatto consegnare dalla sessantenne quanto pattuito: orologi, gioielli e monili d'oro per un valore di 10.000 euro. Sul caso sta indagando la polizia del commissariato di Duino Aurisina, in corso di acquisizione le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, con la speranza che possano aver immortalato il passaggio del truffatore che si è incontrato con l'ignara vittima. A quanto pare entrambi i malviventi sarebbero di nazionalità italiana. Porto, cura delle malattie, intelligenza artificiale, Call for Ideas aiuta a innovare. La ricerca universitaria e le imprese del territorio regionale si uniscono per concretizzare l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove tecnologie grazie a questo nuovo bando. Nuovo hub in via Carletti per migliorare la rete dei bus. Il comune di San Doligo della Valle ha dato il nulla osta al Ministero dei Trasporti. La struttura favorirà l'interscambio dei collegamenti con Muggia e Lava Rosandra. Nell'area un infopoint sulla riserva e un punto di ristoro e un servizio per il noleggio delle bici. Intanto c'è la notizia anche di un altro furto di cui ci siamo occupati ieri. I ladri nel bar Sfitto a Muggia si accaniscono sulle slot machine. Vediamo. Dopo lo sfratto da parte dell'Ater, il bar aveva dovuto chiudere a fine novembre, ma all'interno erano rimasti ancora dei mobili e alcuni oggetti di un certo valore, come le slot machine. Ecco perché i ladri, certo non una banda di grandi professionisti, hanno messo nel mirino l'ex Foppis di via dei Carpentieri a Muggia. Il locale, sprovvisto di telecamere e allarme, era stato di fatto lasciato aperto con la semplice sala cinesca abbassata, senza un'adeguata chiusura a chiave. Per i malintenzionati, dunque, è bastato alzarla e rompere la
vetrina, un colpo alla belle e meglio, considerando che è stata portata via una bici e alcuni oggetti da barista. Poi sono state scassinate le macchinette e da una slot machine pare sia stato asportato un sacchetto di monete. L'allarme ai carabinieri è stato dato da un'addetta dell'Ater che ha la titolarità dello stabile. Le indagini sono affidate al comando di San Dorligo della Valle. Andiamo invece all'iniziativa benefica. Buonanno Trieste di Confcommercio dona 12.000 euro per la ricerca medica sulle malattie rare. Ieri la conferenza stampa in cui sono stati donati gli assegni, c'era anche il nostro Gianluca Paladin. Allora recuperiamo il servizio, 12.000 euro sono stati divisi equamente tra l'associazione Azzurra Malattie Rare e due progetti dei reparti di oncologia e ematologia dell'ospedale Maggiore, appunto i beneficiari. 12.000 euro raccolti, equamente divisi e devoluti all'Associazione Azzurra Malattie Rare Onlus e dietro suggerimento del Comitato Cielo Aperto a sostegno di due progetti di ricerca, uno del reparto di oncologia e l'altro di quello di ematologia dell'ospedale Maggiore di Trieste. Il tutto è stato reso possibile grazie a Buon Anno Trieste, evento organizzato dalla Confcommercio e svoltosi il 6 gennaio al Teatro Rossetti. Lo spettacolo Let the Music Play è stato reso possibile anche grazie al supporto di Fondazione CR Trieste, Comune di Trieste, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Banca Credito Cooperativo Venezia Giulia. Sì, questo grazie agli sponsor che ci permettono di fare uno spettacolo di alto livello senza spendere direttamente noi, possiamo raccogliere delle offerte libere in pratica per chi partecipa e grazie a questo appunto quest'anno abbiamo deciso di dividere in due i 12.000 euro, 6.000 all'Associazione Malattie Rare e l'altra all'Associazione Cielo che va al reparto oncologico e al reparto di reumatologia, per cui anche quest'anno una bella cifra. Voglio solo ricordare che negli ultimi due anni e mezzo neanche abbiamo raccolto circa 90.000 euro a fare varie altre cose che facciamo noi da destinare in beneficenza, per cui la Confcommercio è proiettata ad aiutare molto queste associazioni meritevoli che si occupano a livello di volontariato a sostenere chi non ha la fortuna di star bene, insomma. Queste le parole appunto del Presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Antonio Pauletti. Allora, andiamo ancora avanti nel farvi vedere ancora delle notizie. Il potere della monaca di Monza. Domani al Teatro Verdi il terzo appuntamento della rassegna della La Terza Lisa Roscioni racconta la verità storica sul noto personaggio manzoniano. Tra l'altro poi nel corso del nostro telegiornale invece avremo la recensione del nostro Umberto Bosazzi sul Il ratto dal serraglio andato in scena ieri sera al Teatro Verdi. Altre notizie: in bici al concerto di Giovanotti, appuntamento per 5.000 persone il 26 di luglio ai Laghi di Fusine e cresce la preoccupazione per l'impatto ambientale. Dunque insomma una novità per come dire, sorprendere e diciamo portare la gente in bicicletta a sentirlo. C'è invece l'inaugurazione di una mostra che chi oggi farà un giro per il centro di Trieste probabilmente vedrà a cielo aperto. Borderless, Izza Academy rende invisibili i confini, un'installazione fotografica urbana di Massimo Gardone apre le porte del museo mostrando le creazioni dei giovani designer selezionati per il progetto Gorizia Nova Gorizia 2025. Quando l'arte esce dal museo e invade la città. E questo è il senso della mostra fotografica a cielo aperto Borderless, sostenuta dalla Regione, che espone in 10 immagini di grandi dimensioni, firmate da Massimo Gardone, le opere di altrettanti giovani designer finalisti dell'edizione 2024 di It's Contest, generazione di talenti creativi del mondo della moda che hanno trovato a Trieste un punto di incontro in cui riflettere sul concetto di confine, non più inteso come barriera ma come luogo di contatto e scambio. Le opere sono state esposte in via Cassa di Risparmio. La cultura di frontiera è avanguardia e oggi le prime avanguardie di questa invasione delle città dal parte dell'arte che esce dai musei e vive le vie della città
propria delle grandi capitali europee del mondo, pensiamo a Parigi e Londra, comincia a intravedersi anche qui a Trieste, si comincia a respirare il profumo della capitale europea della cultura, che indubbiamente unisce Nuova Gorica con Gorizia, ma che si espande a tutto il territorio della regione e che non poteva non riguardare anche Trieste. È una bella giornata, abbiamo visto It's Academy, un museo, invadere le vie della città con questa mostra ricca di colori e di forme che sono le proposte contemporanee della moda come It's Academy sa fare. Bene, allora siamo alla pagina sportiva. Innanzitutto vi ricordo che questa sera alle 21:30 su Tele4 ci sarà in onda la partita Atalanta Under 23 Triestina. Ricorderete l'andata finì 1-5, una sconfitta tra le più pesanti ogni epoca per l'Unione, che chiaramente è in cerca di riscatto dopo la cura Tesser, quindi 21:30 Tele4 Atalanta Under 23 Triestina questa sera. Partiamo dal basket, a Reggio al completo, dice coach Christian, facendo forse un po' di pretattica, visto che le conduzioni di Ruzier lo pongono ancora in dubbio per la partita, vista la scavigliata nell'ultima gara interna. Vedremo, comunque così dice il coach. Contro l'Uno Hotels Trieste avrà tutto il roster a disposizione, dice appunto Christian. L'entusiasmo dell'allenatore finora non c'era mai successo. Emiliani con lunghi di livello, ma la quinta partita in 12 giorni tra campionato e Coppa, l'analisi di Raffaele Baldini. Per quanto riguarda invece la Triestina, l'ora della vendetta, con l'Atalanta Under 23 la Triestina vuole dimenticare l'1-5 del Rocco. Tesser, loro squadra di qualità, sulla tre quarti giocherà D'Urso. Quindi davanti a Ross la coppia centrale Bianconi Struna, con Johnson a destra, Tonetta a sinistra, in mezzo al campo Correia con Valocchia e Fiordilino, poi appunto D'Urso trequartista, dietro Olivieri, e uno tra Vertainen e Udo faranno la prima punta. Andiamo a vedere il servizio con cui ieri abbiamo presentato la doppia sfida. Alla fine eravamo sempre gli stessi, poi magari il mister è stato bravo a spronarci, a liberarci un po' la testa, diciamo un po' offuscata, e ecco, forse solo questo. Ha lavorato un po' sull'atteggiamento mentale di tutta la squadra. Una svolta nella testa, nell'atteggiamento mentale, come sostiene il bomber Olivieri. 7 gol per l'attaccante dall'arrivo di Tesser, che ha fruttato 13 punti in 6 partite, la scalata dall'ultimo al quartultimo posto in classifica e la salvezza diretta da conquistare 5 punti più in su. Servirà ancora una volta quello spirito iniettato al gruppo dal mister, mixato alla voglia di rivalsa dopo il terrificante 1-5 dell'andata, per avere ragione dell'Atalanta Under 23, la prossima avversaria dell'Unione. La partita andrà in onda domani sera, sabato 18 alle 21:30 su Tele4. Quanto alla pallacanestro Trieste, il calendario asimmetrico fa ripartire i biancorossi domani sera a Reggio Emilia, la squadra che fermò per prima al Pala Trieste i ragazzi di coach Christian dopo le prime 3 vittorie in serie allo start. Queste le chiavi del match. It's important for us to learn from the first half of the year. I'm certainly pleased with where we are, 9-6 to start the year, so we're pleased with that. But it's all about learning our opponents and how they're trying to attack us and what we can do best. The team that has the best chance to win this will be the team that learns the most. This is our first opportunity to show how much we've learned against the last time we played Reggio, and it'll be that way for the rest of the season. You know, this is a really good Reggio team. We're tied with them. They've beaten us before. They also beat us in the preseason. You know, so there's a lot of motivation that we have just to be at our very best against them on Saturday. And then we'll continue to look at the schedule. I think the biggest thing we try to do with our collective team is just keep the focus in the right places and the energy in the right places. This is such a tough league, and there's so many talented players in this league with aggressive ownership who are not afraid to make changes to the roster or changes to the head coaches. So you really have to live this one game at a time, because the league can literally change.
Allora, queste le parole di Coach Cristian, vi ricordo ancora una volta il tema appunto triestina, questa sera alle 21:30 in onda su Tele4. Auguri a Meneghini, icona del basket, compie oggi 75 anni, il mitico cestista e dirigente sportivo che in carriera ha vinto tutto, i 3 anni vissuti a Trieste con Tani e Vice Stefanel mi sono rimasti nel cuore, dice nell'intervista realizzata da Lorenzo Gatto. Allora, prima di andare in pubblicità, volevo sentire ancora le parole di Sebastiano Visintin, che è stato ospite a Ring, in cui si è riaperto ancora una volta il vaso di Pandora del caso Liliana Resinovic. Quali sono le tue aspettative? Cosa pensi che riusciremo a sapere sulla fine di tua moglie, di Liliana? Ma parlando con i miei consulenti mi sembra un po' quasi impossibile avere delle risposte. Forse verrà chiarito le questioni delle lesioni, si cercherà di capire quando sono state fatte, quando Liliana è scomparsa. Anche la questione del 14 dicembre porta a determinate cose e invece al 2-3 gennaio porta ad altre ipotesi, certo, e che comunque sono sempre in contrasto con tanti fattori, tante cose, il cibo, la depilazione, il tempo, il freddo, il caldo, gli animali, i sacchi che sono puliti. Anche la questione, ad esempio, di chi ha dato questo input nel dire alla polizia andate a cercare in quel posto là, per me è veramente una cosa sconvolgente. Io mi domando cosa facessero Gabriella, Salvo e Sterpin la sera, il giorno immediatamente precedente al ritrovamento del corpo di Liliana, quindi il 4 gennaio. Sì. Sì, lì al posto delle fragole, sono stati lì parecchie ore e guarda caso il giorno dopo Sterpin va in questura a dire determinate cose e mentre Salvo lo chiama gli dice ricordati di dire di andare a cercare là. Queste sono le parole che sono emerse durante tante trasmissioni. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, tra poco con noi Paolo Menis del Movimento 5 Stelle, primo ospite di giornata, poi alle 9 ci sarà con noi Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega. Trovati con noi Paolo Menis del Movimento 5 Stelle come preannunciato, buongiorno e ben trovati innanzitutto. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori e anche buon proseguimento d'anno. Certo. Allora, tiene banco ovviamente, visto che scattano lunedì, il tema di queste zone rosse, della sicurezza in città, di queste disposizioni attuate dal prefetto, tra l'altro in accordo con le altre istituzioni, per una situazione cittadina che ha visto episodi ripetuti di risse, violenze e quant'altro. Tra l'altro in parallelo non c'entra, ma ne parlavo poco fa proprio con Menis, c'è il tema dei furti che da dicembre in poi è diventato veramente pesante in città. Beh sì, anche quest'ultimo tema fa parte del più grande argomento della sicurezza in città. Ma andando con ordine, io credo che questa disposizione sull'attivazione delle zone rosse per il momento non si possa ovviamente dare un giudizio, perché a parte che partono lunedì, bisognerà vedere quali risultati porteranno. Sicuramente una maggior presenza delle forze dell'ordine sul territorio qualche beneficio lo porterà. Ecco, bisognerà capire effettivamente se questo basterà per eliminare gli episodi che abbiamo visto negli
negli ultimi periodi a Trieste, l'ultimo, quello di domenica scorsa se non ricordo male, in largo Barriera, che effettivamente preoccupa. La mia unica perplessità sulle istituzioni di queste zone rosse è capire cosa poi succederà di riverso nelle zone che non sono rosse. Ecco, non vorrei che ci fosse un abbandono da parte delle forze dell'ordine di zone meno calde, quindi lo spostamento del problema in queste zone. C'è un tema, secondo me, complessivo di risorse dedicate alla sicurezza urbana, che oggettivamente non dipende dalle amministrazioni locali, dai comuni. È un tema che riguarda lo Stato e le risorse messe a disposizione delle forze di polizia. Sappiamo, ci sono varie stime, ma anche alcuni sindacati dicono che c'è una mancanza di circa sul territorio nazionale di 40.000 agenti di polizia, e questo ovviamente si fa sentire. Poi l'altro punto, come accennavi tu prima, è che il problema sicurezza non è purtroppo limitato agli episodi che abbiamo visto sul suolo pubblico, ma sono di nuovo in incremento anche gli atti delittuosi nei confronti appunto di appartamenti di triestini, quindi furti negli appartamenti, e anche ricordiamo sempre il problema sia delle truffe online, che sono sempre presenti, e anche delle truffe, quelle che vengono chiamate con dell'avvocato, eccetera, che l'ultima proprio vicina, no? 10.000 euro di bottino. Che purtroppo sono molte e portano ovviamente appunto un nocumento ai cittadini triestini. Su tutti questi fronti bisogna agire, non è sicuramente semplice. Adesso vedremo con il presidio delle forze dell'ordine in queste zone se almeno una parte di questi problemi vengono risolti. Ecco, comunque io non ho pregiudizi nei confronti di queste misure, anzi staremo a valutare. Poi tra l'altro ho visto il vostro servizio e ovviamente i commercianti, che sono quelli più sensibili, anche alcuni hanno detto bene, valutiamo poi se effettivamente portano i risultati. Certo. Prima telefonata, pronto? Pronto, buongiorno? C'è, non c'è? Non sento nulla. Niente, va bene. Allora, c'era andato. Mi viene da chiedere, no, in questo momento un po' particolare in cui, come dire, ci sono alcune elezioni all'orizzonte a Monfalcone, a Pordenone, in cui tiene banco sostanzialmente più la bagarre interna al centrodestra che il confronto politico col centrosinistra. Il pensiero dal punto di vista del Movimento 5 Stelle qual è? Qual è la prospettiva? Ma se la tua domanda è sul tema del terzo mandato, ovviamente come dicevi tu è una questione interna al centrodestra, non credo che sia neanche molto interessante dal punto di vista politico, se con politica intendiamo coinvolgimento e le prese di posizione dei cittadini, no? È un tema, diciamo, come dicevo prima, partitico, che io non lo vedo neanche un problema, nel senso che il limite ai mandati per quanto riguarda i governatori e i presidenti della regione, io credo che sia un limite condivisibile. Non viene preclusa l'attività politica alle persone che hanno già ricoperto e svolto questi 2 mandati, possono ovviamente candidarsi o in altre istituzioni o comunque come consiglieri regionali, e credo che abbia una ratio condivisibile il limite, cioè quella di non fare in modo che ci sia un, tra virgolette, potere assoluto e illimitato da parte di una persona, e questo favorisce soprattutto in questo caso anche il ricambio interno alle forze politiche stesse, in questo caso di centrodestra, ma anche un ricambio interno all'interno della maggioranza. E quindi credo che questa sia una misura che va a favorire la democraticità e il processo democratico del Paese. Quindi io sono assolutamente favorevole al limite dei mandati. Tra l'altro
Adesso non so come ci sarà un'evoluzione all'interno del Movimento 5 Stelle però avevamo fino a poco fa anche noi un limite interno, di regolamento interno di 2 mandati che poi sono diventati 3, e credo che l'obiettivo è quello di favorire il ricambio, no? delle persone che si occupano di politica. Ma per quanto invece riguarda le elezioni nei vari comuni, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, neanche tanto ultime notizie, noi probabilmente sosterremo adesso è da valutare, le candidature di alcuni nostri attivisti in una lista civica a Monfalcone, mentre a Pordenone la situazione è ancora in evoluzione, ma molto probabilmente anche lì non ci presenteremo con il nostro simbolo, vedremo se qualche nostro attivista iscritto si candiderà in qualche lista civica ed eventualmente verrà sostenuto certificato come candidato del Movimento 5 Stelle. Sì, per ora diciamo che la discussione sia a Monfalcone che a Pordenone gravita tutto intorno a questo meccanismo del terzo mandato sì no all'interno del centrodestra. Io mi auguro che poi le realtà locali comincino a discutere anche dei temi che interessano poi le singole comunità, no? Sia a Monfalcone, a Pordenone e in tutti i comuni in cui si va a elezioni. Certo, insomma, quindi un 5 Stelle che insomma sta ragionando anche un po' sul proprio futuro e anche in prospettiva insomma un po' più lontana, ma quella di Trieste del Consiglio Comunale, dove si è ridotta la rappresentanza rispetto proprio al periodo di Paolo Menis. No, ma qui a Trieste come movimento abbiamo un gruppo di iscritti e di attivisti più consolidato rispetto ad altre realtà, e stiamo facendo dei ragionamenti diciamo, a medio e lungo termine in vista poi delle elezioni del 2027, e lo stiamo anche facendo, almeno la mia intenzione come coordinatore provinciale è quella di iniziare un percorso assieme ad altre forze politiche per parlare di temi, per creare appunto le basi per un programma che sia anche scritto in modo molto partecipato assieme ai cittadini. In questi anni abbiamo visto c'è stato sicuramente sia a livello locale che a livello nazionale un disinteresse delle persone nel momento elettivo, cioè nel momento delle elezioni. Abbiamo visto che i dati non solo nei nostri confronti ma anche di partecipazione alle elezioni sono calati. Questo è indubbio perché è un dato oggettivo. Dall'altro lato abbiamo visto per esempio a Trieste come ci sia una grande vivacità, voglia di partecipare alle decisioni, creazione di molti comitati che affrontano anche singoli temi, per esempio il comitato Novo Via, ma anche i tanti comitati rionali che affrontano le problematiche delle proprie micro realtà, e questo è indice secondo me di gran voglia di partecipare, di fare e di far politica nel senso proprio vero della parola, cioè quello di decidere e di contribuire con il proprio apporto al miglioramento della vita nella comunità. Ecco, quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. Certo, allora, prossima telefonata, pronto? Buongiorno dottor Stabile, mi sente? Prego. Io sono buongiorno a lei, suo ospite. Buongiorno. E niente, io ho mandato una ricostruzione tramite me Lunghetta, qui sintetizzo in breve, su Trump, che secondo me comunque ecco, è dovuto a lui anche la liberazione di Cecilia Sala, e poi anche questa tregua tra Israele e Hamas. Adesso per motivi circostanziati che approfondisco nello scritto. Guarda, chiedo semplicemente a voi che ne pensate di Donald Trump? E niente, questo. Va bene, è una cosa facile. Passiamo dal micro al macro, ma io credo che gli americani statunitensi qualche settimana fa, quando sono andati a votare, si sono trovati di fronte a una scelta non proprio facile, nel senso che indubbiamente
non so qual era il male minore, sinceramente. Non sono sia Biden che Trump, personalmente sono due persone che non mi ispirano nessuna fiducia. Io su Trump poi potevo anche avere delle piccole speranze, soprattutto perché si era campagna elettorale impegnato, almeno a parole, a risolvere due piccole cosette che sono le guerre in corso. Adesso c'è stata sicuramente la tregua tra Israele e Palestina, e tra Israele e Hamas, però mi ha colpito, ecco, anche alcune dichiarazioni mi hanno colpito alcune dichiarazioni di Trump qualche giorno fa, l'altra settimana, quando ha sostanzialmente dichiarato guerra a Groenlandia e Panama, e adesso il terzo soggetto non lo ricordo, però ecco, non so, io non ho molta... La Groenlandia se la voleva comprare, no? Sì, Groenlandia... Capisco che sembra un film, ma invece... Sì, ecco, ha aperto altri 3 fronti quando doveva chiuderne 2, poi adesso speriamo che almeno, a parte gli scherzi, la guerra tragica a Gaza si fermi veramente, e questa è almeno la prima speranza. E poi vediamo anche sul fronte russo-ucraino. Ecco, io non ho moltissime speranze in Trump, però se effettivamente poi porterà dei risultati staremo a vedere. E forse calando la questione americana sul tema locale, bisognerà più che altro vedere come poi che sviluppi avranno anche tutto il tema della via del cotone, in cui comunque è inserita anche indirettamente l'amministrazione americana, e quindi lo sviluppo dei traffici commerciali che arrivano però da India verso Trieste. Ecco, forse su quello sarà da capire, perché può essere un'opportunità ma anche una minaccia se la presenza degli Stati Uniti nel porto di Trieste diventa una presenza che ha più interessi di tipo militare che commerciale, comincia a essere una questione molto critica, però può essere anche effettivamente un'opportunità dal punto di vista economico e commerciale. Ecco, anche e poi riallacciandosi ad altre tematiche di questi giorni, perché effettivamente se lo sviluppo della via del cotone, abbandonata la via della seta, potrà portare ricchezza nel nostro territorio, indirettamente potrebbe anche risolvere alcune crisi. Abbiamo visto pochi giorni fa la crisi U-Blocks, che con il possibile licenziamento di quasi 200 persone. Ecco, mi chiedo se uno sviluppo di tipo commerciale ed economico con soggetti molto forti, coinvolgendo anche gli Stati Uniti, debba, secondo me, riportare una certa vitalità dal punto di vista industriale anche sul nostro territorio, altrimenti diciamo... Infatti proprio su questo poco, arriva una mail dell'amico Claudio Visintin che parla appunto dei 197 posti a rischio alla U-Blocks di Prosequo. Si rischia di disperdere, scrive, un patrimonio d'eccellenza, la maggior parte di ingegneri nella ricerca e sviluppo del settore cellulare, tecnologia wireless, e quindi chiede se si possono mettere in moto tutte le strategie possibili anche con il senatore Patuanelli. Va detto peraltro che qualche tempo fa si parlava ogni giorno sui giornali del golden power, cioè diciamo della capacità del governo di bloccare quelle perdite di industrie strategiche per il paese. Direi che di strategico la U-Blocks ha tutto. Sì, sicuramente si occupano di nuove tecnologie, quindi mantenere una capacità di ricerca, perché poi qua a Trieste si fa ricerca e sviluppo, è fondamentale. Ho visto che l'assessore Rosolén ieri si è attivata, e quindi però credo che anche e soprattutto per l'entità delle persone coinvolte sia necessario anche coinvolgere il nostro governo per fare in modo che appunto questa azienda le persone rimangano lì e questa azienda non sparisca, anche perché effettivamente
da come ci è stato raccontato dai rappresentanti sindacali dell'azienda stessa, c'era sì una situazione di criticità, ma comunque probabilmente risolvibile. Quindi sarebbe un vero peccato per un'altra realtà. Perché c'è U-Blocks, c'è Flex, c'è Tirso, solo per parlare delle vertenze più recenti. Insomma. Per questo dicevo che se una strategia sul porto di Trieste deve coinvolgere anche ovviamente le realtà industriali, cioè rigenerare presenze industriali sul nostro territorio, perché altrimenti sul territorio, su Trieste, non ricade granché, con tutto nonostante il fatto che vediamo che a Trieste dal punto di vista turistico, dei servizi, c'è molta vitalità, però senza una presenza industriale rischiamo veramente di sprecare delle risorse e di far diventare di nuovo Trieste quella che era decenni fa in una situazione di crisi profonda. Certo, allora andiamo a sentire la prossima telefonata, mi scuso con il telespettatore o telespettatrice per aver atteso un po', buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord, buongiorno loro signori, ai triestini e ai friulani. Allora dicevo, no? Ringrazio il signor Visentin che ieri ha appoggiato la mia idea, quindi non è malsano quel che dico. Ripeto quel che ho detto anche tanti giorni fa. Ho telefonato ai vari quando erano Lo Bianco, Ponteca, Medao e ieri anche alla De Gardo, no? Praticamente nessuno mi sa dire quanti agenti sono arrivati a Trieste, quanti agenti sono in servizio, quanti agenti hanno fatto già l'abilitazione al vento e alla bufera che avete lì. Non so, non ci dite quanti sono arrivati e se sono in servizio. Quindi io dico una cosa, facciamo una proposta, mandiamo 2 agenti a controllare le persone in piazza e vediamo, 2 agenti potrebbero fare ogni 10 minuti una persona, quindi 6 all'ora, per 6-7 ore che fanno, dovrebbero in un giorno controllare 50 persone e quelli che non hanno i requisiti mandarli a casa o metterli in qualche posto che non possano nuocere. Invece continuate come un disco di platino che è sempre quello, dovrebbe lo Stato, ma no, chi fa da sé fa per 3, quindi cominciate a fare ripulisti per conto vostro lì, senza pisciarvi addosso sempre che sono stati questi, sono stati gli altri, non dovrebbero fare, ma quelli fanno perché? Perché non avete dato sempre la carota invece di dare anche il martello. Adesso è ora di dare il martello. Grazie, mandi. Va bene, ok, si è sfogato. In qualche modo. Non ho capito la proposta, anche perché effettivamente i controlli in strada vengono svolti dalle forze dell'ordine, quindi non sarò io a dire come svolgere il lavoro agli agenti, sono autonomi, capaci e ricevono le direttive dai propri superiori, quindi i controlli in strada si fanno. È un problema di risorse disponibili, cioè di numero di agenti che non riescono ovviamente a presidiare costantemente tutto il territorio, e quindi la soluzione non è una soluzione innovativa. Certo, le nuove tecnologie possono servire, le videocamere, le intercettazioni per alcuni reati possono servire, infatti su questo per esempio siamo contrari come Movimento 5 Stelle alle limitazioni delle intercettazioni, perché sono state e devono continuare a essere utili per bloccare alcune tipologie di reati, però il fatto è che mancano unità di personale, di agenti sul territorio. Ecco, così si può sicuramente risolvere alcuni problemi. Non è necessaria, diciamo, nessuna strategia particolare o nessuna ricetta nuova, ecco.
Allora, oggi il quotidiano Il Piccolo apre la prima pagina con la caccia agli stagionali per il turismo, che diciamo così è l'altra faccia, no, del mondo occupazionale di cui parlavamo pochi istanti fa, legato invece all'industria. Lì ovviamente si parla di posti a tempo determinato, di altre situazioni. Questa è una situazione che riguarda soprattutto alcuni mesi dell'anno, però è un fenomeno in forte espansione che riguarda in modo particolare anche la città di Trieste, che ormai insomma dal punto di vista turistico è uno dei punti di riferimento insieme a Lignano e a Grado in Friuli Venezia Giulia, quindi anche questo è un settore importante, però chiaramente qui si tratta di un'occupazione diversa. Bah sì, è sicuramente un'occupazione di tipo stagionale, probabilmente è molto più difficile, come dicono anche gli operatori, trovare le persone disponibili, c'è molto ricambio e c'è molta concorrenza, no? Vediamo che c'è molto turnover, come si dice, e quindi le persone magari che affrontano i ragazzi giovani che vanno a lavorare in un locale magari hanno anche molta facilità a trovare anche un altro lavoro, magari sempre a tempo determinato, ma che come dire, viene remunerato meglio o hanno orari di lavoro molto più tranquilli e quindi cambiano molto più frequentemente. Poi c'è un altro tema secondo me di cui forse si parla molto poco per quanto riguarda le politiche giovanili, ed è un tema anche di difficile soluzione, che sono i giovani cosiddetti NEET che non fanno banalmente nulla, cioè nel senso che non fanno corsi di formazione, non lavorano, non vanno all'università e non studiano. Come raggiungere quelle famiglie, quei giovani, è un tema molto importante. Tra l'altro è stato anche nominato durante la conferenza stampa della Meloni a inizio anno. Effettivamente è difficile raggiungere quei ragazzi là, no? Cioè, perché sono proprio al di fuori dei circuiti istituzionali, quindi quello è un tema importante. E dall'altro sulle assunzioni fa bene la Regione sicuramente a intervenire in modo attivo, nel senso che cercare di unire la domanda e offerta con politiche mirate è sicuramente un'ottima cosa, e magari anche portare a termine una riqualificazione e una riconversione dei centri dell'impiego e di tutte, diciamo, le tipologie di matching tra offerta e domanda di lavoro, perché anche quello è un tema poco trattato. Abbiamo una telefonata, la sentiamo, buongiorno? Pronto? Sentiamo il ritorno, quindi qualcuno c'è alla cornetta, pronto? Niente, vabbè, chissà se lo riprendiamo dopo. Ci fermiamo allora per la pubblicità, torniamo tra poco ancora qui con Paolo Menis, coordinatore del Movimento 5 Stelle a Trieste. Bentrovati ancora con Paolo Menis, coordinatore del Movimento 5 Stelle a Trieste. Abbiamo già una telefonata in attesa, allora la sentiamo subito. Buongiorno. Prego. Mi sa che è il stesso telespettatore o telespettatrice di prima, se magari, diciamo, fa una domanda. Pronto? Niente, vabbè, andiamo avanti. Allora, tema che torna sempre è quello del tram di Opicina. Ieri abbiamo visto gli orari sul quotidiano Il Piccolo, anche se non abbiamo ancora visto diciamo, il primo convoglio operativo da un punto di vista proprio della linea ufficiale. Ci siamo, però dovrebbe trattarsi dei primi di febbraio. Insomma. Speriamo. 8 anni. Sì. No, ieri un po' mi ha fatto sorridere vedere gli orari del tram dopo 8 anni. E saremo tutti là, la prima corsa del tram. 8 anni è effettivamente un'infinità. Cioè, ricordo, se non sbaglio, erano 3 anni fa che il sindaco aveva dichiarato
si ripartirà per il mio compleanno, che se non sbaglio è il 1° febbraio. Sono passati quasi 3 anni, speriamo che sia il 1° febbraio corretto e che riparta. Comunque sì, una vicenda a dir poco triste e scandalosa, e vediamo se effettivamente riparte al 1° febbraio. Ci sono sicuramente responsabilità non solo del Comune, anche di Ansfisa e di altri soggetti istituzionali, però penso che non possa esistere una cosa del genere, e non possiamo pensare che i lavori pubblici durino, anche se riguardano una linea tranviaria come la nostra, con alcune peculiarità, alcune particolarità, che durino 8 anni, anche perché al di là del costo di manutenzione e di intervento sulla linea, dobbiamo mettere in conto anche tutti i costi indiretti di mancati incassi dell'utilizzo di quella linea, ma soprattutto, visto che è una linea che veniva molto conosciuta al di fuori della città e veniva molto usata dai turisti, dobbiamo mettere in conto anche tutto il danno provocato al turismo, cioè il mancato utilizzo da parte dei turisti di quella splendida linea. Speriamo che adesso effettivamente il 1° febbraio sia il 1° febbraio giusto. Ecco. Allora, c'è questa telefonata, chissà. Pronto? Buongiorno. Non c'è fortuna. Pronto? Non abbiamo allora, se no chiudiamo, però diamo un attimo, se è possibile, una controllata, perché 3 volte è un po' troppo. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Niente. Vabbè, oggi non abbiamo fortuna, evidentemente. Pronto? Eccolo qua. Pronto? Sì, parli però, perché 3 volte, dai, andiamo. No, è la prima volta che chiamo. Solo Prego, dai, allora sfortunato, buongiorno, vai. Dottor Stabile, a lei e buongiorno. Al Menis di 5 Stelle. Allora, lo scandalo non è solamente il tram di Ocina, lo scandalo è il silenzio di tutti i politici e di tutti i media sul territorio libero di Trieste. Questo è lo scandalo. Allora, io ne parlo il sempre. Presidente Mattarella nuovamente ha ricordato che la civiltà chiede dialogo e il rispetto reciproco. Sarebbe, allora rispondo io al Presidente Mattarella, caro Presidente, rispetto di cosa? L'Italia è un paese del diritto o è un paese delle prevaricazioni? Qua siamo derubati e ancora ci minacciano. Come ha detto, non mi ricordo se la Porzio o la Chiara commissario del governo, che ci avrebbero tolto le pensioni, che eravamo evasori, che ci avrebbero messo in prigione. Ma cosa stiamo scherzando? Un paese di diritto, l'Italia. Sì, l'Italia è un bellissimo paese, per me il più bel del mondo, ma con un'amministrazione talmente delinquente che Dio solo sa. E tutti silenziosi, tutti omertosi. C'è gente che viene derubata quotidianamente qua a Trieste e tutti quanti in silenzio. E vengono minacciati anche. Se non mi dai i soldi che sono illegali, i soldi che tu mi dai sono presi illegalmente e ancora ti minaccio. Ma siamo una terra di mafia? L'IVA su tutto il territorio dello Stato. Non può dire che l'IVA è chiedere l'IVA è una delinquenza, dai, cioè, di cosa stiamo parlando? Ma dai. Scusi, dottor Stabile, ma quando viola la legge sia? Cosa ha determinato? Meni, stia buono un attimo che ho già parlato con lei, per favore, siamo educati, mi faccia una cortesia. Cosa ha stabilito i confini della Repubblica Italiana? Il trattato di pace. Allora andiamo a vedere dove sono i confini e dove finisce la Repubblica. Tutto qua. Non è una mia ideologia. Ma che confini? Ma cosa sta dicendo? Ma che confini? Ma che confini? Il TLT purtroppo, non ha preso piede e non ha preso consistenza. Ma di cosa stiamo parlando? Andiamo a dichiarare guerra alla Slovenia per prenderci la zona B. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Guardi che sta parlando con uno che il trattato di pace e tutto quello che riguarda gli allegati, se li eletti e come, e ne ha parlato tante volte, quindi non sta parlando con uno che non ne sa. Tiri fuori. Sì, ma non è che tiri fuori, lo ha già fatto, quindi si informi anche lei con chi sta parlando, perché in questo caso sta sbagliando di grosso, perché è stata una persona
che sul tema invece è informato. Ma sì, cioè, diciamo che bisogna distinguere due cose. Se noi parliamo, come il telespettatore diceva, di istituzione del TLT, di confine del TLT, il TLT aveva appunto una zona A e una zona B. Cioè, mi sembra anacronistico, no, andare a cercare o pensare di reistituire il territorio libero di Trieste, no, nel 2025. L'ho detto anche altre volte quando sono venuto qua e quando credo abbia già chiamato il telespettatore. Noi dobbiamo concentrarci sugli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi i punti franchi internazionali e il porto franco internazionale. Quelli sì sono da attivare e sfruttare, ma non tiriamo di nuovo in ballo questioni di confini, questioni di amministrazione italiana, questioni di amministrazione provvisoria, eccetera, eccetera. Cioè, siamo calati in una realtà completamente diversa, no? Mi pare che andare ad aprire un tema sui confini dell'Italia e di Trieste, o a dire che chiedere l'IVA è un atto delinquenziale, come mi sembra, cioè, torniamo alla realtà e cerchiamo di lavorare tutti per cercare di far sfruttare gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ecco, in questo sicuramente sono d'accordo. C'è il tema dei punti franchi, insomma, per esempio. C'è il tema dei punti franchi, della possibilità di fare trasformazione industriale nei punti franchi, che va ancora, diciamo, regolamentato e capito come sfruttarlo. C'è il tema, come dicevo prima, anche dello sviluppo si è abbandonata la via della seta con la Cina per questioni, diciamo, nazionali e internazionali. Si sta parlando negli ultimi mesi di via del cotone, e quindi queste sono le tematiche da portare per cercare di portare produzione, commercio e industria sul nostro territorio. Ecco, parlare ancora di TLT mi sembra anacronistico e improduttivo. Allora, prima abbiamo sfiorato il tema, poi ci ritorniamo perché volevo parlare anche di Portovivo, Portovecchio. Vedevo la telefonata, poi è scomparsa, quindi non c'è. Allora ci vado ora, perché ci avviciniamo, diciamo così, alla data, dovrebbe essere nel mese di febbraio, quando dovrebbe esserci la gara per i lavori di trasformazioni in Portovecchio, Portovivo. Vedremo se ci saranno altri partecipanti oltre a Costim, che insomma è il soggetto che si è fatto avanti per un progetto complessivo dell'area, a eccezione degli immobili che restano in capo al comune e a quelli della regione. Sì. Ma sì, in teoria, a detta dell'assessore, la gara dovrebbe partire a febbraio o nei primi mesi di quest'anno. Noi in Consiglio Comunale abbiamo espresso molte perplessità su questo progetto per il metodo con cui è stato portato avanti, perché ricordiamo che il tema cioè la metodologia scelta, cioè quella del project financing, impatta molto poi sul percorso, perché si parte come base dal progetto presentato da Costim. Possono ovviamente partecipare anche altri soggetti, ma diciamo che non è che gli altri soggetti non è che possono presentare dei progetti completamente diversi, possono migliorare quello che è presentato da Costim, o dal punto di vista economico o dal punto di vista progettuale. Noi abbiamo delle perplessità perché di fatto il progetto presentato da Costim prevede che ben 19 immobili nell'area del Portovecchio siano poi alienati dal comune alla società che vincerà questa gara. Bisognerà vedere, come dicevi tu, se ci saranno altri soggetti che parteciperanno alla gara, ma presumibilmente ci sarà, credo, non è che Costim e forse qualcun altro, ma non credo molti altri soggetti. Quindi di fatto non ci sarà una gara né per avere un progetto, cioè né per poter comparare dei progetti alternativi su quell'area, né per vendere al meglio, se la decisione è quella di vendere gli immobili, per vendere al meglio gli immobili del Portovecchio. E io credo che poi alla fine, purtroppo, gran parte di quell'area, a parte forse
quella che è più vicina a Barcola, non sarà poi tanto sfruttata dai triestini, perché di fatto avremo una forte presenza di residenze e molto probabilmente saranno residenze di tipo turistico con presenza o comunque acquisti da parte di stranieri e diciamo poco come dire, vivacità dal punto di vista quotidiano su quell'area, quindi io temo che alla fine ci sarà una sorta di speculazione edilizia sulla parte residenziale, ma poi tutta l'area attorno non è che riuscirà a rivivere. Spero di sbagliarmi e che questa sia un'operazione che vada a vantaggio della città e di tutti i triestini. Non vorrei venisse replicata su scala più grande una situazione come Porto Piccolo o come Porto San Rocco a Muggia, ecco, questo è il mio timore. Allora, prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi sente? Sì. Niente, volevo solo dare la mia solidarietà al signor Fulvio, che telefona sempre, perché secondo me, cioè, visto che nomina leggi, articoli, allegati, eccetera, non è che li inventa e finora non ci sono state smentite. E mi viene così l'idea, perché non lo chiamate ospite, così ci spiega la situazione e boh, insomma, mi piacerebbe vederlo e sentirlo dal vivo. Grazie, buongiorno. Va bene, grazie al signore che ha chiamato. Vediamo chi si candida poi a condurre la trasmissione. Diciamo che sul territorio libero non è che sono mancati né i confronti né diciamo così, le persone in studio che ne hanno parlato da 10-11 anni che sono qui. Non sono mancate le occasioni, ricordo anche il mitico Bruno Zonc che chiamava ogni mattina e che era il Fulvio diciamo, di qualche tempo prima. Allora, altro tema, quello della cabinovia. Andiamo a vedere il servizio, perché c'è una vicenda giudiziaria collegata anche alle proteste in occasione dei carotaggi. Il servizio del TG di ieri con le 12 persone a processo. Avevano protestato contro la cabinovia nell'agosto del 2023. In 12 sono finiti sul banco degli imputati con le accuse di violenza privata e per uno di loro anche di manifestazione pubblica non autorizzata. La prima udienza si è conclusa con un rinvio al 9 aprile per un difetto di notifica ad uno degli imputati. I fatti si riferiscono al 29 e al 30 agosto di più di un anno e mezzo fa, quando iniziarono i carotaggi preliminari sui terreni dell'area in cui dovrebbe sorgere un parcheggio sotterraneo al servizio della cabinovia. Un gruppo di residenti era sceso in strada per manifestare il proprio dissenso. Secondo la procura, essi avrebbero impedito lo svolgimento dei carotaggi, costringendo gli addetti ad interrompere il lavoro. Gli accusati sostengono di essersi limitati al presidio del sì. Il primo giorno, secondo la difesa, il carotaggio si sarebbe interrotto causa il maltempo. Il secondo giorno vi sarebbe stato un sabotaggio di cui nessuna delle persone attualmente a processo risulta accusata. In seguito al sabotaggio, sul posto la Digos, oltre a raccogliere elementi utili a smascherarne l'autore, ha cercato di capire se il dissenso fosse stato espresso entro i confini della legge. La procura ritiene di no. Da qui la contestazione di violenza privata e manifestazione non autorizzata. Gli imputati contestano tale ricostruzione, nuova puntata fra poco più di 2 mesi. Allora, questa è la vicenda giudiziaria, poi c'è la vicenda, diciamo così, di merito, di opportunità. Lo scontro ormai è aperto tra ricorsi al TAR, questa situazione invece relativa alle proteste e il procedimento che però va avanti dopo la conferma dei fondi. Il senatore Patuanelli aveva detto che non c'erano, poi in realtà c'erano. Ha portato sfortuna Patuanelli come sempre. No, diciamo che io non vedo una partita chiusa, nel senso che le sentenze del TAR di inizio anno tra l'altro hanno una valenza molto forte, soprattutto perché dicono una cosa che dovrebbe essere
una banalità, ma che nel procedimento amministrativo della cabinovia non è stata rispettata. Cioè il Comune e Regione sono andati avanti dell'iter amministrativo senza che la struttura della cabinovia sia prevista e inserita nel piano regolatore. Cioè il TAR dice questo, quindi sospende tutti gli atti che dovevano essere successivi poi alla modifica del piano regolatore, e quindi secondo me quella non è una partita chiusa come dice il sindaco. Adesso è in itinere una variante al piano regolatore relativa però, se non ho capito male, alla tratta in linea, cioè quella che passa in Porto Vecchio, e il Consiglio Comunale poi si dovrà assumere, i consiglieri comunali di maggioranza che sono favorevoli a questo progetto si dovranno assumere la responsabilità di dare il via libera alla cabinovia, cosa che invece magari poteva essere diversa, no? Se l'iter amministrativo andava già avanti senza che ci fosse una variante al piano regolatore. Quindi dal punto di vista politico credo che ci sia una grossa novità, e questo rafforza il fatto che i consiglieri comunali di centrodestra dovranno assumersi la responsabilità di dire sì o no. Cioè diranno sì ovviamente perché hanno indicazione di dire sì, ma sarà imputabile a loro la responsabilità di questo progetto. L'altra cosa, cioè è chiaro che ogni progetto che riguarda il trasporto pubblico è un progetto o comunque una linea che deve essere finanziata dal pubblico, perché sennò altrimenti non sta in piedi. Però mi ho sentito il ministro Salvini, quando è venuto a Trieste, dire che questa struttura consentirà di spostarsi a 1800 persone all'ora, cioè che è un numero che non sta proprio neanche in piedi per una città come Trieste. Poi dobbiamo capire esattamente a cosa effettivamente serve questa struttura. Oltre noi siamo ovviamente contrari anche perché c'è un impatto di tipo ambientale, ma soprattutto perché non risolverà il problema per il quale è stata pensata. I tecnici del comune dicono che c'è un problema di accesso alla città da nord, e quindi ipotizzano il fatto che chi viene da fuori parcheggerà a Campo Romano, lascerà la macchina là e arriverà in centro con la cabinovia. A parte che poi il progetto del parcheggio è sottodimensionato, no? Se si vuole arrivare a quei numeri che diceva anche Salvini, ma non vedo perché una persona che viene da fuori Trieste dovrebbe fare questo tipo di percorso, cioè lasciare la macchina o piscina e poi scendere con la cabinovia in centro. Quindi credo che se verrà realizzata sarà una struttura che ovviamente dovrà essere finanziata, dovremo continuare a finanziarla noi come cittadini attraverso tasse e imposte, e quindi sarà la regione che dovrà accollarsi poi, se inserita nel trasporto pubblico locale, l'onere di esercizio di questa struttura, perché sarà sicuramente sottoutilizzata o non utilizzata. Altra cosa poteva essere se invece si pensava a una struttura di tipo turistico che magari da Barcola arrivasse, non so, a Montegrisa. C'erano delle ipotesi ancora tanti anni fa, c'erano progetti, emozioni, mi ricordo quando ero in consiglio comunale, portate avanti dal consigliere De Gioia. Quello sarebbe ovviamente da valutare anche l'impatto ambientale di quella struttura là, ma diciamo sarebbe una struttura di tipo turistico. Pensare di risolvere il problema dell'accesso alla città con l'ovovia è sicuramente, a mio avviso, sbagliato. Allora, abbiamo una telefonata, la sentiamo, buongiorno. Un buongiorno a voi. Ecco, ieri sono passato per il Porto Vecchio, o Porto Nuovo, o Porto Vivo, come si chiama, e ho visto con meraviglia che non ci sono più i parcheggi nel piazzale dove c'è la sala dei congressi. Non ci sono solamente dei parcheggi per autobus.
Io dico, se uno, e poi oltretutto la parte del 26, il viale del 26 sì, carico di macchine, la parte del palazzo, sì, chiamiamolo palazzetto del sollevamento centrale idrodinamico, tutto pieno. Hanno fatto sul piazzale tutti i parcheggi per gli autobus. Adesso mi domando, uno che va in Porto Vecchio, che vuole accedere ai vari musei del magazzino 26, dove metterà la macchina? Perché già le macchine hanno occupato tutto, cioè chi che lavora, poi c'è una scuola di fisica, una cosa l'altra. Cioè praticamente uno arriva in porto, in piazzale, non ha parcheggi, ha tutto vuoto, perché ci sono i parcheggi per gli autobus, hanno fatto i parcheggi per gli autobus, e i parcheggi per le macchine sono spariti completamente. E io mi domando dove andranno, cioè adesso che è inverno no, ma durante l'estate tanta gente va a passeggiare, a fare il giro, parcheggia, va a prendersi il caffè nel bar di Ili, ma basta, finiti i parcheggi. Poi volevo dire, hanno messo gli alberi e hanno asfaltato fino attorno all'albero. L'albero quando crescerà spaccherà tutto, non lo so. Poi hanno messo alberi sempreverdi con alberi che durante logicamente l'inverno non hanno le foglie. No, hanno fatto dei lavori stupidi secondo me, che dovevano mettere o alberi sempreverdi o alberi che durante l'inverno cadono le foglie. Non riesco a capire questi lavori fatti così alla Carlona. Grazie e buongiorno. Grazie, accerteremo sul discorso dei parcheggi degli autobus, perché non ho visto questa situazione, quindi andremo sicuramente a vedere. Grazie per la segnalazione. Prego. Sì, dal punto di vista dei parcheggi non ho visto questa novità, e quindi mi riservo di approfondire, perché penso che l'ultima volta che sono stato da quelle parti, è stato quest'estate, i parcheggi c'erano. Bisogna anche dire che c'è un'area del tutto non utilizzata vicino alla rotatoria di uscita dal centro congressi, quella verso Barcola, che effettivamente è un'area molto ampia e di solito non ci sono, è molto vicina poi al centro congressi, e di solito è sempre vuota, quindi credo, poi tra l'altro da progetto, quello dovrebbe essere uno dei parcheggi più importanti dell'area. Dal punto di vista delle alberature non posso esprimermi, perché non sono un tecnico, quindi non lo so. Spero che le scelte delle alberature siano state ponderate e fatte accuratamente. È chiaro che poi è una zona in continua evoluzione, quindi credo che non ci saranno problemi poi per andare ad individuare dei parcheggi. Tra l'altro, se non ricordo, uno o due edifici della zona di Porto Vecchio saranno adibiti a parcheggi, quindi c'è un problema attuale, sì, che riguarda tutta la città sui parcheggi. Io per esempio non ho condiviso il fatto di creare un parcheggio dove c'era la sala Tripkovic completamente gratuito, cioè nel senso, in una zona in cui ci sono parcheggi a pagamento, istituire un parcheggio gratuito, è chiaro che poi lì non abbiamo un'alta rotazione delle automobili che stazionano, no? Quindi è chiaro, si è trovata una soluzione tampone, però non può essere quello, secondo me, il modo di ragionare per cercare di risolvere in modo definitivo il problema dei parcheggi. Cioè, in un'area molto centrale non ci possono essere parcheggi gratuiti, altrimenti la rotazione diventa nulla. Quindi uno arriva alla mattina, parcheggia, lascia la macchina là, fai ovviamente un favore a chi viene in automobile e scende magari per lavorare, però non ci può essere, cioè non ci sarà mai un'altra rotazione, certo. Cambia. Allora, ancora 3 minuti, telefonata e risposta flash. Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Daniele da Trieste. Ciao Daniele. Volevo intervenire per quanto riguarda la sicurezza, perché non capisco a cosa servono pattuglie di poliziotti o carabinieri varie nelle piazze che sono messe lì in cerchio
a chiacchierare tra loro, quando invece io penso che dovrebbero chiedere documenti a destra e a sinistra, perché gliele fanno davanti di tutti i colori. Io sono passato a piedi con mia moglie e a 5 metri c'era uno scambio di buste e soldi proprio davanti a loro che se la parlavano tranquillamente. E dico, ma non sarebbe meglio se girassero, chiedessero documenti, qualche perquisizione, invece che stare lì, perché tanto ormai non fanno più paura a nessuno. Questo dico. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie. Questo è quello che vede la persona mentre passa, poi chiaramente io credo che comunque io credo che comunque gli agenti facciano il loro lavoro e seguano le disposizioni che gli arrivano dai propri superiori. Su quello che diceva adesso il telespettatore, però spetta anche a noi, cioè una volta se io passo in una zona e vedo che c'è qualche possibilità di reato, vado ad informare la polizia che sta al mio fianco. È chiaro che può essere delicata questa cosa, però spetta anche noi dare il nostro contributo affinché poi gli agenti possano lavorare al meglio anche attraverso segnalazioni di questo genere. Poi è chiaro che non è che un agente che è messo a presidiare una piazza per 5 o 6 ore possa tutto il tempo, tutto l'arco di questo tempo chiedere documenti. Credo che non siano queste disposizioni che ricevono, ecco, quindi. Bene, allora io ringrazio Paolo Menis del Movimento 5 Stelle per essere stato con noi. Grazie a voi. E vi lascio la pubblicità. Tra poco con noi Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega. Bentrovati, come preannunciato con noi Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega, già sindaco di Monfalcone e ora assessore alle priorità strategiche di quel comune. Bentrovata a Tele4. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per questa bella opportunità. Allora, Anna Maria Cisinta mi segnalava questo tema importante, cioè del fatto che è stato presentato un emendamento al decreto legge mille proroghe relativo all'esclusione delle società partecipate dal fondo vittime per l'amianto, tema molto caro alla città di Monfalcone e anche a quella di Trieste. Sì, il tema dell'amianto per noi è un tema che sentiamo sulla pelle, ovviamente. Non c'è una famiglia nel Monfalconese, noi lo sappiamo lì, ma questo non è un discorso che sicuramente è limitato a Monfalcone, Trieste, ma la Slovenia, un'infinità di altre realtà, magari lo conoscono meno, lo vivono di meno, però il problema gravissimo, la tragedia dell'amianto è una tragedia molto diffusa. Anche perché chi è stato colpito, chi ha semplicemente respirato una fibra può aspettare anche 40 anni prima di veder realizzata la tragedia dell'asbestosi piuttosto che di altre patologie che portano purtroppo alla morte. E le famiglie, io l'ho vissuta in casa, insomma, questa tragedia come molti altri, ti lascia un segno indelebile ovviamente, e quindi abbiamo fatto tante cose noi nella realtà monfalconese, e arrivo alla proposta di emendamento che con Centinaio ha presentato a firma sua, lavorando insieme per questa finalità. Noi nel frattempo a Monfalcone, avendo ereditato una situazione molto complessa, oltre a cercare di valorizzare con la regione il CRUA, che è il centro unico regionale amianto, dove l'aspetto sanitario, ma anche quello della condivisione per riuscire per le famiglie, per riuscire a fare un percorso il meno difficile possibile, è proseguito, è stato valorizzato, abbiamo fatto molto anche dal punto di vista ambientale. La regione ha finanziato la dismissione di manufatti in amianto, noi abbiamo fatto una mappatura con i droni completa e sappiamo esattamente quali sono i manufatti ancora esistenti a Monfalcone
dal punto di vista proprio dell'utilizzo dell'amianto, e abbiamo dismesso pubblicamente l'amianto per tutti gli edifici pubblici e stiamo aiutando, finanziando anche con fondi comunali la dismissione dei privati, dividendo i manufatti in stato pericoloso, meno pericoloso, eccetera. Questo emendamento va verso la strada del rispetto di queste vittime, no? Perché c'è stato il decreto che conosciamo, noi non abbiamo fatto demagogia su questo, perché il tema, appunto per i ragionamenti che facevamo, è veramente molto grave, molto sentito anche intimamente, però abbiamo lavorato sin dal primo momento, ne avevo parlato anche con il ministro Giorgetti, che ha dato semplicemente la copertura finanziaria a quel decreto, ma poi siamo riusciti a portare avanti, come in questo caso, la presentazione dell'emendamento, che alla fine vuol dire, beh, tu società partecipata non hai diritto a utilizzare quel fondo vittime amianto che deve essere, tra virgolette, di proprietà attribuito alle vittime, no? Perché c'è questa incredibile, come dire, contraddizione che identifica il dante causa della situazione nel beneficiario del contributo, che è un po' insostenibile. Quindi con Centinaio, che ringrazio, ma abbiamo lavorato sin dal primo momento, adesso questa è una realtà, quindi nel milleproroghe ci sarà questo emendamento che è stato inviato già per la verifica della possibilità di essere inserito tecnicamente all'interno del prossimo milleproroghe. Allora, vediamo cosa ci racconta il telespettatore o la telespettatrice da casa. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno signor Stabile. Prego. Buongiorno anche alla signora Cisin, non so come dirle, ex sindaco di Monfalcone. Volevo fare una domanda, visto che è un europarlamentare la signora Cisin. Certo. Allora, in Italia gli extracomunitari vengono e non riesco a capire il motivo perché non si fermano in Croazia, in Slovenia, non vanno in Austria. Non si potrebbe fare che in Europa si faccia una legge che in tutti quanti i paesi vengano date le stesse dico agevolazioni, ma non so se il termine è giusto. Un obbligo di redistribuzione, dice, delle sì, persone che arrivano. Cioè, quello che viene dato in Italia venga dato in Croazia, in Austria, fatta una media, non so adesso, perché non so cosa viene dato negli altri paesi, no? Perché mi sembra che vengano qua perché qua è il paese dei balocchi, per dire. Però se invece si fa una legge a livello europeo, dove quello che viene dato in Croazia viene dato in Italia, in Austria, in Spagna, in Olanda, forse così riusciamo a spalmare un po' di più questi benedetti, come le chiama qualcuno, risorse. La ringrazio. Grazie della domanda. Prego Cisin. Ma allora intanto ringrazio questo telespettatore per aver sollevato la questione. Prima di tutto dobbiamo rivolgerci alla sinistra, che per anni ha pensato che le porte aperte fossero un valore. Noi riteniamo che la sicurezza dei cittadini sia un valore invece e che le leggi debbano essere rispettate da tutti. Tu non puoi pretendere il rispetto della legge ma autorizzare l'arrivo indiscriminato di persone che credendo che effettivamente l'Italia sia quello che è stata descritta, poi arrivano e poi alla fine che cosa fanno? Io sono stata in molte città italiane, partendo da Marghera, da Mestre, sono andata a Bologna, sono andata a Genova, vediamo quello che sta succedendo a Milano, ma ci vogliamo fermare a Trieste? Vogliamo andare a Udine? Beh, situazioni drammatiche. Questo perché? Perché chiaramente non è tollerabile accettare che dai paesi partano e si autorizzino i portatori di malaffare, che sono i passer, poi che siano in mare, che siano sulla rotta balcanica, ad autorizzare, diciamo, entrate senza un regolare documento presentato. E in Italia è tutto facile, entrano, ma poi è molto difficile andare via. Sono stata con Fausto Biloslavo a verificare in Bosnia, sulla rotta balcanica, che cosa succede. Allora è vero che
questo governo ha lavorato e sta lavorando molto e ci sono per fortuna dei segni meno davanti ai passaggi. Certo è però che quando ci vai verifichi che una buona parte non è registrata, quindi i passaggi dalla città di Bihac, che è quella della Bosnia, da cui partono per fare la rotta balcanica e tentare di entrare in Croazia. Parentesi, vi dico che la polizia croata è autorizzata a fermarli con una certa determinazione e lo fa. L'uso della forza, diciamo che la polizia croata, lo dicevo anche al ministro Piantedosi, come dire, spiegando quanto potrebbe essere interessante approfondire anche un protocollo di intesa su questo, perché abbiamo verificato con i nostri occhi e anche parlando con i clandestini, questo sono quelli che arrivano senza documenti, e quante volte tornano indietro arrivando al confine con la polizia croata che interviene e li rispedisce. Beh, diciamo che poi però c'è un bel numero di persone che attraversano comunque il confine e arrivano e nel momento, per le leggi italiane, nel momento in cui, e anche per questa modalità di accettazione che la sinistra e anche le cooperative per benefici economici sicuramente hanno avuto, arrivano e nel momento in cui arrivano possono rimanere un'infinità di numero di anni, perché non c'è sicuramente tanta difficoltà, diciamo, se soprattutto tu impugni una negazione a rimanere, non c'è tanta difficoltà a far passare il tempo a causa di norme che spesso sono giuste ma che poi davanti al giudice diventano più morbide. Quindi non è tanto un discorso di diritti, ma è un discorso di doveri, nel senso che se c'è questa facilità di passaggio via mare o via terra, noi dobbiamo renderci conto che è ben prima che vanno posti i freni. Quindi ho fatto delle interrogazioni già, ho parlato anche tra l'altro con chi è stato direttore di Frontex, che è nel mio gruppo in Europa, e abbiamo insieme costruito un modello perché l'obiettivo è quello di dire, beh, tu guarda che quando arrivano devi avere dei centri che li respingono prima del confine europeo. In questo caso, e per Trieste è una cosa molto importante, lo è in realtà anche per tutti i paesi, le cittadine che poi lambiscono il Carso e le autostrade, no? Ma la questione è, tu non puoi avere dei centri che non sono di respingimento. A Bihac c'è un centro che accoglie tutti coloro che sono respinti, diciamo, dalla polizia croata, ma lì, anziché dire, beh, adesso noi vi diamo da mangiare, ma poi voi non potete ripartire per rifare la rotta balcanica, quello che è chiamato the game, sì, li accettano, danno da mangiare, siamo stati, ho visto con i miei occhi, ho parlato anche con loro, li prendono, ti do le scarpe per rifare la parte di collina, montagna, d'inverno in particolare, fa anche freddo, ti do da mangiare, dopodiché escono e fuori dal centro di Bihac, finanziato con fondi europei nella sua realizzazione, ci sono i passer tranquillamente che li riprendono, li portano fino al punto in cui devono andare per forza a piedi per superare il confine e sono già in accordo per riprenderli, dopo non ci sono più confini, per fortuna l'Italia invece oggi li ha anche i controlli, ma possono riprendere e rifare il passaggio. Quindi, numero uno, abbiamo fatto già la proposta, lo dico a questo telespettatore ma lo dico in generale, abbiamo fatto una bella proposta che è quella, e finanziata anche a livello di Europa, che prevede la realizzazione dei centri e delle barriere, dei centri di respingimento, non dei centri di accoglienza che poi incentivano il passaggio sulla rotta balcanica, come accade oggi, ieri e come è stato in questi anni. La seconda questione sono le barriere, la terza è il controllo dei confini, che attualmente con molto sacrificio anche economico e anche delle nostre questure, della nostra polizia e diciamo delle forze dell'ordine, l'Italia fa, e che secondo noi, ne parlavo con il questore l'altro giorno, potrebbe essere anche valorizzata da, ad esempio, un sistema di videosorveglianza. Ci sono delle cose che vanno fatte, perché non è tollerabile che le nostre città subiscano violenze, subiscano la presenza di extracomunitari che poi cosa fanno? Delinquono, spacciano droga, le risse a cui assistiamo sono numerose. Se mi permetti ancora una piccola cosa, in questi giorni stiamo costruendo una proposta di legge
perché riteniamo che anche i reati ostativi che la norma prevede come necessari per revocare le protezioni speciali e internazionali, reati ostativi che possono essere dei delitti di cui poi c'è sentenza, quindi il giudice ha detto tu sei un delinquente e diventino un automatismo nella revoca di questa autorizzazione a rimanere in Italia, perché purtroppo la giurisprudenza, la Cassazione del 19 ha detto no, ma anche se tu sei stato condannato perché hai violentato una ragazza, beh sai che c'è, non è possibile che ci sia un automatismo nel revocarti la possibilità di rimanere in Italia, perché ogni caso va visto di per sé. Noi riteniamo che se il giudice ha già deciso, ha detto che tu sei stato responsabile di quel reato, tu non possa rimanere. Ecco. Anche dal punto di vista esatto, ci deve essere un automatismo, perché anche i messaggi devono essere più sani, perché una delle cose che ci hanno detto queste persone che aspettavano di rifare ad esempio la rotta balcanica è stata, beh ma noi veniamo perché in Italia tutti ci dicono che si sta bene e tranquillamente, anche se succedono delle cose, noi comunque abbiamo la possibilità di rimanere. Questo è intollerabile anche per un concetto di sicurezza ma di giustizia sociale. Allora, c'è un'altra telefonata, la sentiamo prima della pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, allora perfettamente d'accordo con quello che ha detto la sua ospite e saluto. Ecco, innanzitutto la Croazia e la Slovenia sono come un'onda, li mandano indietro, poi li rimandano avanti, perché ci sono passer anche sloveni, croati che li portano per il nostro confine, purtroppo che non abbiamo, perché è come un colabrodo, vengono da tutte le parti. Un'altra cosa, solidarietà alle forze dell'ordine, perché queste forze dell'ordine li prendono, li portano in tribunale e poi li rilasciano. Non c'è una legge che fa stare dentro queste persone che delinquano. Io l'altro giorno ero al Domio che aspettavo la 21, mi si avvicina uno, mi fa dammi i soldi che non ho da mangiare, no, io non ti do niente. Ma tu sei italiana, devi darmi a me che sono straniero. Io avevo già la mano in borsetta, giro con lo spray al peperoncino. E ha detto, ma scusa, perché sei venuto in Italia se qui muori di fame? Perché mi hanno portato, ma potevi non venire. Ma in Italia devono assisterci, devono darci delle cose. Ma dico io, ma sta gente è prepotente. E le forze dell'ordine, anche adesso queste zone rosse, andranno a delinquere in qualche altra via. Non è che servono tanto, non è che il signore mi venga a dire che devono fermare i documenti. Non serve. Questa gente bisogna mandarla via. Non c'è niente da fare. Siete è sempre stata una città ospitale, ma adesso signori abbiamo un po', scusate delle espressioni, le scatole piene. Lei non può andare in bus che devi stare attenta alla borsetta perché ti vengono soldi, ti spingono. E poi tra l'altro vengono qui con 3-4 figli e li mantiene anche il comune? È giusta questa cosa? Scusate, vi ringrazio, buongiorno. Grazie alla signora che ha vissuto in prima persona una situazione difficile e complicata, insomma, che mette paura. Sì, ma in effetti è così, purtroppo, ma non è a Trieste, è ovunque, e la ragione è quella che dicevo, cioè il lassismo è un danno per chi è onesto. Autorizzare comportamenti sbagliati è sbagliato anche per chi invece è serio e fa le cose per bene. Noi dobbiamo, il governo lo sta facendo, devo dire, con delle norme anche che via via ci aiutano. Adesso devono farlo un po' anche gli organi di giustizia, no? Perché quello che ha detto la signora è vero. Io purtroppo sono sempre franca in quello che cerco di portare avanti, ma con grande rispetto verso tutti. Certamente se ci sono delle norme, però poi nel momento del giudizio queste vengono rese molto più blande e non portano al risultato che la norma prevede, allora è inutile che ci sia un organo legislativo, perché se una norma dice che se tu delinqui ti deve essere revocato e tu non puoi rimanere in Italia, così deve essere. Cioè non ci può essere un ragionamento del rispetto del delinquente di cui c'è sentenza che mortifica il valore dell'interesse generale, cioè è una cosa che non può starci. Quindi questa è la prima cosa. E poi non devono entrare chi non è
non ha i documenti, non può farlo. È inutile che tuteliamo una situazione che poi porta ai risultati che conosciamo, e non li porta solamente nelle grandi città, oggi li porta ovunque, li porta nelle medie e piccole città, perché c'è un numero tale che rende forte questa squadra di nuovi arrivati che non hanno un lavoro e che spesso arrivano, come ci ha detto molto bene un funzionario dell'intelligence con cui abbiamo parlato io e Biloslavo quando siamo stati dall'altra parte, passa di tutto, perché poi rendiamoci conto che anche il tema della radicalizzazione islamica non va dimenticato. Quando è stato arrestato il terrorista a Monfalcone, ad esempio, e a Bologna, 2 a Milano, eccetera, beh, guardate che sono anni che io sto dicendo una cosa che vedo con i miei occhi, di cui mi rendo conto. La radicalizzazione oggi esiste ed è purtroppo molto più consistente di quello che riteniamo, perché è il numero e la densità che fa la differenza. Allora, la consapevolezza ci deve essere, i rischi che sono potenziali, ormai sono reali, sono sotto casa nostra e noi dobbiamo intervenire nel rispetto delle forze dell'ordine, perché è intollerabile che non ci sia la consapevolezza da parte di tutti, anche di quelli della sinistra che da questo punto di vista non sono mai netti, e di alcuni organi di informazione, nel dire beh, noi dobbiamo affidarci a persone che mettono a rischio ogni giorno la loro vita e far sì che abbiano la possibilità di tutelarci, di difenderci, perché è incredibile che non si renda conto che la lotta, non dare la possibilità alle forze dell'ordine di fare il loro dovere, è un danno per il cittadino. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco sempre qui con Anna Maria Cesinta. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste con Anna Maria Cisint. Proseguiamo anche sul fronte politico, perché insomma la campagna elettorale per l'elezione a sindaco è entrata nel vivo. Abbiamo sentito 2 giorni fa le parole di Luca Fasan, candidato a sindaco per il centrodestra. Ieri abbiamo sentito in risposta a Diego Moretti del centrosinistra nel servizio di Bernardo Gulotta. Riandiamo a sentire quel servizio, così poi sicuramente innescheremo un po' la nostra ospite. Una questione di nomi, toni, argomenti e strategie di palazzo. I nomi sono quelli che faranno decollare la volata elettorale a Monfalcone. I toni riguardano il modo in cui i candidati si proporranno. Gli argomenti hanno a che fare con la cittadina e le dinamiche sociali che la caratterizzano. Le strategie si vedranno a breve e nel centrodestra cantierino sembrano già delineate, almeno secondo il candidato al ruolo di sindaco di Monfalcone Diego Moretti del Partito Democratico, che in prima battuta legge tra le righe il messaggio che il sindaco reggente Garritani ha espresso qualche giorno fa, ovvero quello di lasciare la politica al termine del suo mandato. Secondo Moretti questa è l'evidenza che fare il sindaco per conto terzi, così lui definisce, non è cosa semplice. Non posso che esprimere personalmente il dispiacere, perché con Garritani c'è sempre stato un rapporto corretto e mai Garritani in questi mesi si è associato al linguaggio veramente violento e alla volontà di conflitto che invece Cisint e la Lega hanno posto rispetto ad alcune questioni in particolare. Dal punto di vista politico non possiamo che prendere atto di un dato, cioè che fare il sindaco per conto di, quindi avendo alle spalle una presenza così ingombrante come quella dell'ex sindaca, per chi viene dopo è impossibile. A più ampio raggio Moretti inserisce il tema del terzo mandato fra le monete di scambio per un accordo che il centrodestra regionale al suo interno al momento fatica a perfezionare. A Pordenone sta accadendo che Fratelli d'Italia, che aveva dato per scontato una sua candidatura, sta avendo dalla Lega la minaccia che la Lega potrebbe andare da sola se non c'è quella contropartita del terzo mandato per il Presidente Federica, piuttosto che un rapporto diverso all'interno del Comune di Pordenone, e quindi questo non sappiamo se potrà avere ripercussioni a Monfalcone. Allora,
il Moretti dice, insomma, fare il sindaco per conto terzi non paga, insomma, traduco. Allora, guardi, io capisco Moretti, no? Che è arrivato a un punto in cui a lavorare non può tornare, ha finito il suo percorso in Consiglio regionale, non abita a Monfalcone, in questi 8 anni non si è mai fatto vedere, anzi ha tentato di creare grandi danni, perché poi io ho seguito tutta la politica regionale logicamente, e quando c'è stato per fortuna il presidente Fedriga, la maggioranza, il consigliere Caligaris, che hanno portato avanti temi che poi sono stati realizzati di opere pubbliche, di valore per il territorio, la nautica, il discorso ad esempio importantissimo del litorale, del Carso eccetera, lui cosa faceva? Lui lottava contro Monfalcone, no? Io ho le testimonianze anche degli audio di quello che lui diceva, se ci fosse stata la possibilità per lui di scegliere, Monfalcone avrebbe avuto 65 milioni di meno rispetto a quelli che noi abbiamo portato in città. Adesso che cosa ha pensato? Lui abita mi pare a Capriva, ha pensato che quella può essere una strada, del resto lo capisco pure. Quindi posto il tema che non si capisce bene che cosa ci venga a fare a Monfalcone uno che si è disinteressato di una città molto difficile e complessa, che però porta un grande PIL export alla regione e che vive problemi sociali giganteschi, se non colpire e cercare di affondare costantemente. Io che ho fatto il sindaco per 8 anni e in democrazia prevale l'idea del cittadino, sono stata votata nel 2022 con il 73,3% delle preferenze, quindi voglio dire non è che io sia lì perché ci è arrivata un battezzo dall'alto, no, sono stati i cittadini a dire ti vogliamo, vi vogliamo. Posto un tanto, dico anche che noi abbiamo fatto un lavoro incredibile in questi 8 anni. Intanto abbiamo ridato dignità a una città, tirando fuori una spina dorsale che voleva, che questa città voleva, e tante volte ancora a me, a Luca Fasan, a Garitani eccetera ci dicono grazie che ci difendete. Ma voglio sottolineare anche, e su questa linea continueremo, sulla linea dello sviluppo. Ieri abbiamo presentato assieme all'assessore Bini la nautica, perché siamo diventati un punto di riferimento in Italia per il numero di addetti, per il numero di imbarcazioni per chilometro, e quindi ieri con tutto il sistema della nautica abbiamo fatto ulteriori passi in avanti. Lo facciamo nella cultura, abbiamo rilanciato il litorale, le opere pubbliche, il punto più a nord del Mediterraneo, abbiamo costruito 5 scuole, 15 milioni di investimento per strade e marciapiedi. Starei una giornata a raccontare il tanto che abbiamo fatto anche dal punto di vista dei servizi. Però la cosa triste è che Moretti, la prima cosa che ha fatto quando si è presentato alla città, è andato con la comunità di sinistra bengalese e ha accettato una cosa inaccettabile. Ha accettato che si parlasse in una lingua che non è l'italiano, c'è il video, l'abbiamo appreso da lì, e ha accettato che non ci fosse nemmeno una donna durante questo incontro, andando a mendicare i voti dei cittadini italiani bengalesi. E quindi, caro amico Moretti, io so che non mi vuoi bene e questo non è un problema, e talvolta per quello che lui ha fatto e ha detto io anche sono orgogliosa di questo, perché lui era quello del no all'escavo, sia alla centrale a qualsiasi costo, ecco, voglio dire, è questo candidato sindaco che non avrebbe sicuramente portato avanti delle politiche di sviluppo della città, cosa che noi abbiamo fatto, con anche un cipiglio nei confronti della grande azienda, pretendendo delle cose. È chiaro che noi non facciamo i sistemi produttivi. Io ho fatto il sindaco e adesso il prossimo candidato sindaco, che ha un'esperienza di 8 anni, è su questa linea, in una coalizione che si è assolutamente ricompattata, non è mai stata divisa a Monfalcone, in realtà. Quindi il mio vice sindaco, che adesso fa il sindaco reggente, è una grande persona. È una grande persona e non permetto né a Moretti né ad altri di considerare persone di questo spessore come Fasan, come Garitani e come tutti gli altri dei tappetini, perché io ho svolto la funzione di sindaco come deve essere fatto, cioè con il timone di una nave, di una barca. È questo che deve fare un sindaco, ma in un gioco collegiale di ascolto, di valutazione, ognuno con la sua delega. È chiaro che la scelta personale, che non sta a Moretti giudicare, è fatta sulla base di una serie di valutazioni, ma io sono orgogliosa del rapporto di grande amicizia, di grande lealtà costruito in questi anni e che sarà la base
per il prossimo quinquennio e i prossimi 10 anni, perché una cosa dico ai telespettatori e dico qui con certezza: nessuno vuole tornare indietro, nessuno vuole riavere una città nel degrado, nessuno vuole avere una città sporca, nessuno vuole avere una città in mano all'Islam radicale, che a Monfalcone purtroppo per una certa parte, come dal video di Moretti, è una realtà, perché non è più tollerabile che chi sta in Italia non parli italiano, non è più tollerabile che chi sta in Italia ritiene la donna sottomessa, come in questi casi. Io voglio esserci e voglio poter dire la mia. Tu non puoi accettare che in una riunione le donne siano evidentemente non parte di un sistema. Ecco, quindi io ritengo che questi siano i problemi che deve affrontare la sinistra, e sicuramente i cittadini staranno molto distanti da politiche di questo tipo. C'è la telefonata da casa, pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Prego. Buongiorno, ecco, innanzitutto un saluto a lei, alla redazione, alla gentile ospite e a tutti i telespettatori del 4. Mi dica. Allora, niente, ho sentito le belle parole dell'onorevole e volevo porle 2 domande specifiche, se mi può dare, diciamo, una risposta. Allora, la prima domanda è: qual è la sua strategia di pressing nella procedura ordinaria e speciale che coinvolge il Parlamento europeo? E qual è il suo approccio di setting verso i gruppi di pressione? Grazie e buongiorno. Grazie della sua chiamata, prego. Allora, il signore che saluto si concentra su 2 temi molto importanti. In Europa stiamo facendo la nostra parte, io credo in maniera egregia già dall'inizio e già adesso. Io non c'ero prima, ma mi dicono che c'è un sentiment assolutamente diverso dal precedente e l'Italia oggi è molto rappresentata, sicuramente dal mio gruppo, che è il terzo gruppo in Europa, sicuramente da noi che combattiamo su tutti i temi di tutela del nostro paese, a partire da quelli dei valori, che non sono sciocchezze, a quelli dei valori occidentali che l'Europa ha smarrito, per passare poi ai temi importanti per il lavoro, perché i cittadini hanno diritto a guardare al loro futuro mantenendo il lavoro che hanno, e quello che è stato fatto prima rispetto al Green Deal minaccia tutto questo e già l'ha messo in crisi, perché il Green Deal approvato nei precedenti 5 anni ha detto delle cose assurde, ha detto che si debba valutare come fondamentale ciò che succede in Cina, prendiamo tutte le batterie, chiudiamo la produzione di autovetture ad esempio per i motori endotermici senza nessun vantaggio reale neanche dal punto di vista ambientale, ha detto imponiamo le tasse affinché non si venga più in porto a Trieste né a Gioia Tauro, ma per il transshipment si vada a Tangeri, come se l'Europa fosse il nucleo del problema della CO2, quando incide per il 7% e l'Asia per più del 50%. Quindi noi stiamo combattendo anche queste situazioni, abbiamo addirittura già proposto anche alla parte di maggioranza, di cui fa parte ovviamente il PPE, all'interno del quale c'è Forza Italia, alcune strategie che devo dire, in un incontro che anche abbiamo avuto l'altro giorno, ci accompagnano in questo risultato. Abbiamo già ottenuto ad esempio 3 volte di spaccare la maggioranza e ottenere l'approvazione di provvedimenti utili ai nostri cittadini. La stessa cosa, quindi dicevo, i valori, dicevo, i provvedimenti già adottati, già legge, che sono drammatici perché portano già dal 25 sanzioni a tutti i livelli, agricoltura. Un problema enorme la pesca, perché sono state ridotte per queste categorie le possibilità di produzione. Cioè tu non puoi bloccare l'utilizzo dei fitofarmaci, però accettare che dai paesi extraeuropei, dai paesi terzi, si possano importare prodotti realizzati con questi. Ecco, allora noi su questo stiamo combattendo e devo dire che c'è una grande consapevolezza. Purtroppo la von der Leyen ha fatto delle scelte assolutamente sbagliate, perché Fitto sta facendo il suo e lo sta facendo bene, però all'ambiente c'è una commissaria che è una veramente ideologica pura, che arriva dalla Spagna e che si chiama Ribera e che è convinta rispetto ad esempio ad obiettivi che lei ritiene fondamentali per la tutela dell'ambiente, ma che in realtà sono una tragedia per la sostenibilità sociale, economica e occupazionale. Però nella maggioranza devo dire che c'è da parte
di Forza Italia un'attenzione su questo. Noi, soprattutto come Lega, all'interno di questo gruppo, davvero stiamo facendo la differenza. Dopodiché devo dire che per quanto riguarda l'aspetto della lobbistica, che probabilmente è quella a cui si riferiva la seconda domanda, anche su questo abbiamo le idee molto chiare nella suddivisione della lobbistica, perché una cosa è quando incontri le confederazioni dei piccoli artigiani, ad esempio Confetra, che si occupa di portualità, che si occupa di ferrovia, di trasporti, ma di aziende medio-piccole, un'altra è quella della lobbistica che ha tenuto molto in considerazione la von der Leyen e la maggioranza e che hanno a che vedere con altri interessi che noi combattiamo, ma lo dico con orgoglio e lo dico anche con la consapevolezza del tanto che stiamo riuscendo a portare avanti, però ci vuole da parte di tutti la consapevolezza del supporto, perché quello che facciamo in Europa diventa tanto più importante se c'è la pressione anche dei paesi, e questo avviene parlandone e raccontandolo anche attraverso gli organi di informazione come stiamo facendo adesso, e vi ringrazio. Un attimo di pubblicità, poi l'ultimo blocco con Anna Maria Cisint. Bentrovati ancora con Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, assessore a Monfalcone e già sindaco. Volevo tornare su un tema che diciamo ha infiammato l'universo politico regionale, anche nazionale in realtà, ma noi parliamo di casa nostra, ovvero il tema del terzo mandato, con insomma settimane abbastanza intense di dialogo, anche di scontro tra Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, con un confronto diciamo molto animato. Ieri nel nostro telegiornale abbiamo mandato in onda un servizio relativo al Consiglio federale regionale della Lega che si è espresso ul tema e ha demandato anche diciamo una soluzione a livello nazionale a Salvini. Sentiamo il segretario regionale Dreosto. Nel Consiglio federale che si è riunito ieri, la Lega ha dimostrato, secondo me, con estrema chiarezza quanto il nostro movimento sia coeso e soprattutto ha ribadito il proprio sostegno a quello che è il buon governo delle amministrazioni regionali. Dopo il direttivo di Fratelli d'Italia è stata la Lega a riunire il Consiglio federale regionale per fare il punto sulle varie situazioni che stanno creando un po' di mal di pancia nelle maggioranze di centrodestra a tutti i livelli istituzionali. Una su tutte, il terzo mandato. Per rimanere a questioni, diciamo così, locali, il caso Veneto, con i leghisti pronti a correre da soli alle regionali con o senza Zaia, appare come un'anticipazione di quello che potrebbe accadere in Friuli Venezia Giulia più avanti. In Veneto evidentemente c'è un problema contingente, un problema che va risolto con il buon senso, e così si dovrà fare anche in Friuli Venezia Giulia. L'auspicio è che non vi siano spaccature, ma ritengo che attraverso un dialogo costruttivo si possa dirimere la questione. La questione si può risolvere solo a livello nazionale, in un senso o nell'altro, anche se il governo per ora non ha alcuna intenzione di assecondare le insistenti richieste di Salvini. Il Consiglio federale di ieri poi ha dato mandato al segretario federale Matteo Salvini affinché tratti la questione e veda di risolverla su quelli che sono i tavoli della maggioranza romana. Sulle candidature alle prossime comunali, dove pure si iniziavano a registrare frizioni e spaccature, a Pordenone nella Lega minacciava di correre da sola e non nella coalizione che appoggerà Basso per il post Ciriani. Una pezza è stata messa e si è trovato l'accordo. L'avere trovato ancora una volta sinergia sulle candidature unitarie nei comuni di Pordenone e Monfalcone che andranno al voto la prossima primavera dimostra secondo me come su temi importanti la maggioranza in questa regione trovi sempre la quadra. Ora, queste le parole del segretario regionale su un tema che insomma proprio internamente al centrodestra insomma si è veramente ha creato tanta contrapposizione nelle ultime settimane. Come la pensa la Cisint? Ma allora intanto io penso che come sempre fa e sa fare il centrodestra ha parlato, si sono visti, ci siamo visti, sono stati fatti tanti ragionamenti e le soluzioni anche per le amministrative Pordenone e Monfalcone sono quelle che già conosciamo. Questo significa grande rispetto del cittadino, prima di tutto perché la valutazione è sempre quella. Qual è la finalità di ciò che facciamo? Dare delle risposte alle città. Monfalcone e Pordenone hanno la via
e stiamo lavorando. Per quanto riguarda il terzo mandato, allora io penso che in una società in cui al Parlamento ci sono delle persone bravissime ma che sono lì da una vita, dare la parola ai cittadini per farsi governare da chi ritengono il più adatto, il migliore, sia una cosa di grande giustizia. E quindi per questa ragione io penso che quando hai delle persone brave sarebbe meglio non farsele scappare o comunque dare la parola ai cittadini mantenendo la possibilità di farsi governare da chi ha dimostrato di saperlo fare e bene. Nel caso specifico del Veneto non c'è dubbio che Zaia, io frequento molto il Veneto, e non c'è dubbio che Zaia continua a essere il doge nella visione dei cittadini del Veneto, non soltanto di quelli della Lega, dei cittadini del Veneto. Quindi perché non rispettare il cittadino del Veneto che ha individuato un governatore che ben ha fatto e ha governato in maniera rispettosa anche del sentire del Veneto, il Friuli Venezia Giulia. Beh, io ho fatto il sindaco anche prima di Fedriga e sono cittadino di questa regione da sempre e ho fatto il tecnico nei comuni prima, quindi io li ho visti i presidenti, no? Ma uno come Fedriga, il Friuli Venezia Giulia non l'ha mai avuto. E lo dico perché saprei argomentare anche ragioni che magari non sono tanto conosciute dal cittadino che non approfondisce. Allora la mia domanda è: noi dobbiamo per forza riuscire a guardare al domani sapendo che le sfide sono complesse e che bisogna affidarsi a persone capaci, e Fedriga ha dimostrato di esserlo, quindi la scelta del cittadino passa, secondo me, attraverso questi ragionamenti che sono molto importanti, e sono certa che su questa linea poi la politica di centrodestra, che ha le finalità che dicevo prima, saprà muoversi, cosa che ha fatto. Quindi io direi che certamente a volte anche per i confronti che devi fare discuti, però poi noi ci ritroviamo sempre e lo facciamo nel rispetto di quello che è l'obiettivo fondamentale, che non è quello della sinistra, che ha in mente molto spesso purtroppo sedie, situazioni diverse che non hanno nulla a che vedere con l'obiettivo finale, che è questo. Quindi abbiamo discusso, ci sono state sicuramente delle tensioni, sono certa che anche sul terzo mandato si troverà la soluzione migliore, che per me è dare la parola ai cittadini della scelta del governatore migliore, che in questo caso è l'attuale presidente, ma su tutto il resto l'analisi produce sempre il miglior risultato e infatti la soluzione è arrivata. Allora, sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno Pronto? a voi. Prego. Allora, prima di tutto buongiorno a lei, buongiorno alla onorevole signora o signora onorevole, come vuole, che non è la stessa cosa ma se li merita ambedue. Grazie. E secondo me, prima di tutto volevo chiarire due cose. La prima, quando parlavamo, purtroppo torniamo indietro perché la trasmissione è andata avanti quando io ho cercato di telefonare. Sì. Volevo dire, quando abbiamo visto a Trieste che i poliziotti sloveni sono entrati in Trieste in grande viabilità, sono scesi in via Baiamonti, hanno fermato la macchina del passer, li hanno messi a pancia a terra e li hanno ammanettati e poi li hanno consegnati ai nostri poliziotti, i quali hanno fatto quello che fanno sempre, i tassisti. Perché basta che qualunque extracomunitario vada ad Olina, vada a San Dorligo, vada dove vuole, se metti là, se metti seduto, arriva ai nostri, li carica col taxi, con la fanno da taxi e li portano in questura. Ecco, questo è quello che fa la polizia, perché una cosa è il governo del fare, una cosa è il governo del far finta di fare. Quello che a Napoli dicono facimmamuine. Ecco, perché io trovo perfettamente inutile mettere ai valichi un gruppo enorme di poliziotti che stanno là tutto il giorno a non far niente, fermano il vecchietto che arriva col panda, con la moglie dentro e col cagnetto, no? Quelli li ferma che domanda i documenti e quelli altri passano tranquillamente tutti. Ecco, perché questo vuol dire portare via risorse di polizia alla città dove c'è bisogno, perché le cose non si risolvono, bisogna risolverle le cose, non spostarle. Vi faccio un esempio: il nostro sindaco, io sono di Trieste, come si sente dall'accento, il nostro sindaco quando deve risolvere qualcosa chiude. C'era un problema di un vecchietto che viveva in via Udine, ha messo una rete per non farli entrare. C'era il problema del silos,
ha chiuso il silos. Cosa è successo? Che quelli che erano dentro il silos si sono sparsi da tutte le parti. Adesso cosa fa? Adesso fa 4 zone rosse. Benissimo. Cosa fa? Che i delinquenti non andrà più nelle zone rosse, andrà nelle altre. Allora faremo 8 zone rosse, faremo 12. Bisogna risolvere i problemi alla radice. Non bisogna solo cercare di reprimere. Qua si guarda solo i numeri, abbiamo più polizia, abbiamo più questo, non ha importanza che ci sia tanta gente, ha importanza che chi c'è faccia il lavoro che serve, ma qui le cose che servono non si fanno. L'esempio più grande è l'Ovovia a Trieste, una cosa inutile, dico inutile, perché ai cittadini non serve un tubo, serve a chi? Ai turisti, vabbè, e vivremo con i turisti, la faremo come Venezia, ma non è questo. Se uno mi regala un elicottero, io non posso prenderlo perché mantenerlo costa tantissimo. E l'Ovovia costa tanto, prendete una qualunque funivia, anche quella del Lussari, vedete quanto costa una corsa? Chiaro, ma forse a 1,20 €. Allora io non voglio dire questo, onorevole, per carità, a me sono venuti i brividi a vedere che qui è venuto Salvini, le dico anche perché so che è un suo esponente del suo partito, quello che vuole, però le voglio dire questo, in una regione come la Sicilia, dove non ci sono barelle nei pronti soccorsi, manca i soldi per le barelle, noi che siamo il ponte. Ma allora, lei mi ha appena detto bisogna fare l'interesse dei cittadini, ma secondo lei a un siciliano interessa più il ponte o avere la barella per sua mamma quando va in ospedale? Ecco, però bisogna fare le opere ciclopiche. Grazie per la sua chiamata, ha lanciato tanti temi, chiariamo una cosa, i poliziotti che sono ai confini arrivano da altre città italiane, cioè arrivano da tutta Italia, sono ospiti in alberghi, in altre strutture del territorio, quindi non sono poliziotti che lavorano sulla piazza di Trieste, ma arrivano da tante piazze italiane, il che non significa che vengano comunque portati via da altre zone d'Italia, quindi evidentemente in quelle aree geografiche logicamente ce ne sono di meno. Prego Cisin. Ma allora intanto ringrazio ovviamente per le sollecitazioni. Risparto dal discorso della sicurezza e della polizia. Noi non dobbiamo, secondo me, sarebbe un errore, pensare che questi poveri poliziotti, che le forze dell'ordine in generale, siano, diciamo, nella condizione di voler avere un comportamento così tranquillo, quasi rispetto ad altre realtà, perché come abbiamo visto in questi periodi, anche in questi giorni, per quello che è accaduto a Milano, a Bologna, ma quello che era accaduto a Pisa quando avevano fatto quel cordone per evitare che ci fossero degli scontri per quei cortei che non erano nemmeno stati autorizzati, beh, loro ogni volta che fanno qualsiasi cosa rischiano del proprio dal punto di vista professionale, rischiano del proprio dal punto di vista della loro vita, della loro salute, non sono sicuramente tutelati da un sistema che oggi come oggi li vede responsabili delle azioni che devono fare. E l'abbiamo visto con il carabiniere che è intervenuto e che ha dovuto uccidere quell'islamico che appunto nel nome di Allah voleva uccidere a Bologna i suoi, diciamo, chi incontrava anche senza distinzione. Quindi noi dobbiamo anche renderci conto che se vogliamo che le forze dell'ordine possano fare ciò che devono fare nella tutela, gli dobbiamo anche garantire, loro la sicurezza di poterlo fare. Questo avviene in altri paesi, non in Italia. Anche su questo la sinistra ha delle responsabilità gigantesche. Quindi io sono dalla parte delle forze dell'ordine, noi siamo dalla parte delle forze dell'ordine, senza se e senza ma. È chiaro che anche a me, quando sono stata sulla rotta balcanica, ha colpito molto il fatto che ci siano delle polizie autorizzate veramente a fermare, ma non è che loro fanno delle cose che i nostri non vorrebbero probabilmente anche fare. È un sistema che adesso, con le modifiche delle norme che stiamo portando avanti anche a livello governativo, sempre di più si avvicineranno alla possibilità di intervento. Perché dobbiamo chiederci come mai accadono queste situazioni. Ma guardate che il terrorista che è stato arrestato a Monfalcone, lo dico alla persona che è intervenuta, ma lo dico più in generale, ma pensate che aveva una protezione speciale.
E lui era stato condannato nel suo paese per finanziamento al terrorismo, aveva una protezione speciale e lui è stato, ho letto anche i documenti, è stato arrestato non perché ci fossero tanti dubbi, è stato arrestato perché portava avanti una politica di radicalizzazione gravissima, era vicino all'ISIS. Allora noi dobbiamo anche renderci conto che vanno modificate quelle possibilità di entrata che non ci devono essere. È quello che dicevo prima, tu delinqui, torni a casa e non ti posso garantire più di rimanere qui per nessuna ragione, perché deve prevalere l'interesse generale della sicurezza dei cittadini. Quindi le protezioni internazionali, le protezioni speciali in altri paesi non sono così a buon mercato. È intollerabile che ci sia la cittadinanza italiana e tu sottometti la donna. In Italia c'è la parità di genere, quindi c'è da fare quella parte lì, dando la possibilità alle forze dell'ordine di intervenire, perché oggi non lo possono fare. Oggi non lo possono fare con quella determinazione. Poi per quanto riguarda la questione di Salvini, ma Salvini si è preso in carico, lo dico, senza neanche la possibilità di essere smentita, perché io ho fatto il tecnico e come ragiono, vado a vedere tutte le cose, anche le analizzo dal punto di vista tecnico. Si è preso in carico delle cose mai risolte che sono pesantissime. E quindi quando tu fai i lavori, io che ho portato avanti a Monfalcone molti lavori, per fare la rotonda, il cantiere c'era e adesso lo stiamo concludendo, bene, adesso ci sarà un grande vantaggio di viabilità, perfetto, ma se tu non fai i cantieri per fare i lavori, come puoi migliorare le infrastrutture? Quindi quello che lui sta facendo ha preso in carico un'infinità di cantieri che erano bloccati, di soldi fermi. Quindi e senza le assumersi anche il rischio. Bisogna anche assumersi. Inoltre le dirò un'altra cosa, che comunque le infrastrutture sono un volano incredibile, anche il ponte lo è, perché certamente la sanità è senza la valorizzazione, ma ci sono stati anche su questo fatti degli errori enormi, ma ci ricorderemo quanto danno ha causato ad esempio il fatto dei numeri chiusi senza raziocinio alle università, perché oggi la mancanza di medici, la mancanza di infermieri passa anche da lì. Ci sono degli incrementi di finanziamento della legge di stabilità, sia nazionale che regionale, che portano il valore dell'investimento in sanità a livelli altissimi. Ma questo non significa che il volano delle infrastrutture, che la vicinanza anche della Sicilia, ad esempio in questo caso al continente, non sia un valore economico importante. Questo vale come ragionamento su tutto. Bisogna investire perché si deve avere una visione, bisogna fare il marciapiede, sistemare il marciapiede, lavorare sulla sanità che è fondamentale, ma bisogna anche avere una visione di sviluppo. Grazie Anna Maria Cisit, dobbiamo chiudere, tutto per Sveglia Trieste, grazie per essere stati con noi. Grazie e buona domenica.